Venezia è una vetrina importante, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, Piazza San Marco, insomma, quello che è un po', diciamo così, ma anche un centro culturale importante. Una cosa detta, non so, in qualsiasi città del mondo e detta Venezia ha un peso diverso. Ecco, quindi attraverso le sue istituzioni culturali e attraverso quello che è un po' Venezia, cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione. Da San Marco al mondo l'appello alla pace del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che ha portato la sua testimonianza dalla striscia di Gaza. Dal punto di vista umanitario la situazione resta drammatica, come dicevo. Cibo c'è, lo dico, non c'è la fame dei mesi scorsi. Il problema più grave è che la mancanza totale di infrastrutture, quindi la gente vive nelle tende letteralmente, nelle tende, fognature, cioè non c'è quindi la situazione igienica, le conseguenze anche la presenza anche di un'invasione di topi, cose di questo genere, insomma, che hanno un impatto anche soprattutto sulla popolazione infantile. Mancano le scuole. La situazione umanitaria prosegue drammatica perché se durante la guerra le persone erano in modalità sopravvivenza, ora si pongono domande sul futuro. Che succede adesso? Che sarà di noi? Insomma, come sarà la ricostruzione? Come sarà e così via. Per cui adesso diventa, diciamo, dal punto di vista umano più faticoso. Abbiamo bisogno di sostegno soprattutto psicologico infantile per i bambini, sono tutti traumatizzati, c'è molto lavoro da fare. Segnali di speranza Pizzaballa ne intravede nella popolazione, ma non nelle istituzioni. Dalle istituzioni in questo momento è raro trovare qualche segnale di speranza, istituzioni politiche, religiose e così via. Dal territorio sì. Nel territorio le segnali di speranza ci sono tantissime le realtà territoriali nella società civile israeliana e palestinese, devo dire, non solo palestinese ma non solo israeliana. La tappa veneziana del pellegrinaggio accompagnato dal patriarca Moraglia è iniziata dalla Basilica di San Marco con le autorità, poi la messa a Jesolo per racchiudersi con la messa nella Basilica della Salute. Mi ha sempre colpito una frase del cardinale: sì, le immagini non trasmettono gli odori e i topi che mordono i bambini nelle tende che giocano tra le fogne a cielo aperto. Sembrava importante sentire la voce di chi vive quotidianamente un'esposizione di un popolo che è gravato da sofferenze immani.